Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Una lite per futili motivi che per poco non si trasforma in tragedia. Il tutto è accaduto nella tarda serata di ieri all'interno di un capannone di Colloredo di Monte Albano. Protagonisti della vicenda due uomini, cugini, di 35 e 37 anni. Il primo, di origine carnica, si è incontrato con il parente residente nel comune di Maiano per chiarire alcune cose face to face. Per causa al vaglio dei carabinieri della stazione di Martignacco e del nord di Udine, tra i due la conversazione è sfociata in lite. Ad un certo punto il 37enne maianese ha estratto un coltello da cucina colpendo il cugino all'avambraccio. La vittima, con il proprio mezzo, ha raggiunto il pronto soccorso di San Daniele per le cure. Vista la gravità, è stato successivamente trasferito a Pordenone. Nel frattempo è scattata la denuncia. I carabinieri si sono presentati a casa dell'aggressore dove hanno trovato l'arma. Per lui è scattata la denuncia a piede libero, mentre il coltello è stato posto sotto sequestro. Ulteriori indagini in corso. A seguito delle ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19 introdotte nell'ultimo DPCM, dal prossimo fine settimana verranno intensificati a Gorizia e sull'intero territorio provinciale i servizi di controllo del territorio per verificare la corretta applicazione delle ultime prescrizioni normative e contrastare eventuali condotte illecite. L'attività, che interessa prevalentemente gli esercizi pubblici e i luoghi maggiormente frequentati, verrà svolta anche da operatori in abiti civili e vedrà impegnati, coordinati dalla Questura di Gorizia, operatori della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie locali. Dal 1° ottobre scorso l'attività di verifica, condotta da tutte le forze di polizia, ha visto interessate complessivamente 14.131 persone e 1.994 esercizi commerciali ed ha permesso di riscontrare 32 infrazioni, con la conseguente elevazione di altrettante sanzioni amministrative. Un richiamo all'unità e alla collaborazione tra le istituzioni di tutto l'arco politico, ma ha anche presentato delle misure concrete. Noi abbiamo aumentato il fondo che già avevamo deciso come Giunta, che arriverà a 18 milioni per integrare gli aiuti del governo alle categorie colpite dal DPCM. È altrettanto vero che in questo momento quello che chiediamo al governo è di mettere in campo misure che servano a contenere il virus. La nostra preoccupazione è che l'ultimo DPCM faccia pagare a ristoratori, gestori di piscine, palestre, a teatri, cinema, un prezzo senza avere un ritorno in termini di contenimento della pandemia. In questo momento, quando si chiedono sacrifici, devono essere sacrifici che siano efficaci per combattere il virus, altrimenti rischiamo di fare dei danni enormi e di non trovare dei risultati per la salute dei cittadini. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine,
Food, Wine, Music e sei in pole position.